mi faccio proprio vai giù. Oh, al mancio il bugiato. Ah no, tu mi hai fatto che se c'è adesso lo devo fare, mi faccio passeggiare. Non lo fai più. Mi chiamo Davide Barbero, ho 20 anni e sono rinchiuso nel carcere di Nisida da 2 anni, 9 mesi e 20 giorni. Ho una figlia di 2 anni e 7 mesi, mi ha conosciuto direttamente nel carcere. Fra 1 anno e 6 mesi ho scontato la mia pena. Che cazzo? 3 ore di lotta, si va sempre peggio. Sono 3 ore di lotta, stiamo a casa sotto il sole. A noi riuscite a me che mi riesci, arrivate e faccio l'orario di lavoro, poi managgiai i problemi o noi. Io non ho capito, che non c'è sta educazione, non c'è sta rispetto, niente, organizzazione zero. Tanto, guarda, nell'ufficio con l'aria condizionata, ma a noi che stiamo morendo sotto il sole. Signore, per favore, un po' di rispetto e educazione. Abbassate la voce. Ci sono altre mamme prima di voi. Ma voi l'avete il contegno e il rispetto per noi che stiamo 3 ore sotto il sole e non chiamate, non ci facete sapere niente. Una mamma che venne piena d'ansia per avere un figlio, truccato, preparato, per fare avere un figlio, a matrasi con i miei stracci. Signora, le ricordo che questo è un carcere, non un teatro. Ma io per mio figlio sono sempre la prima attrice, già pare più bella. Lo Russo, a colloquio. Come vedete stanno chiamando, quindi mettetevi là e aspettate il vostro turno. Sì, vedo. Prima o poi, se pure amici chiamano, no, magari a me Ma perché oggi tu dici la verità? Che lui che sulla vostra autorità, voglio vedere a fuori chi si crede. Gargano. Ah, sta fatti, è venuto pure tu Rumi? Oggi magari non sai come oggi. Io ho voluto muovere ma a colloquio, mi ha portato a Brianna e Come va? tenevo un po' di influenza, un po' di freo. Va un po'. Ma mai questa settimana, la settimana è corsa. Vabbè, buon capire perché non tiene figli. Cadia, tu come riesci? Ti dà buttata come te bello. E che tu dica a fare per prima, mi ha portato putaletta, mulignana, parmigiana alla lasagna, mi ha portato i maccheroni, friare salsicce e friariere, e che vuol dire a fare? Ma guardi, scusa, mio frate, ma mamma come ha fatto a trasire sta roba in due Ma qua? oggi non sei pazziano! Fa una panza tanto. Fumo a rape. A posto qui? A posto qui. Allora, stiamo parlando prima. Ragazzi. Allora, perché aveva un no? Facciamo, ci siamo solo uno. Unico, no. Oh guardi! E non lo vendi? Quando me la canzone che chi si mangia proprio sfastiato lo sentire ancora una notte? Dimmi quale. Carcere minorile, sai? Vabbè. Carcere minorile, ne si definanzi che chiede, ma che sbaglio che ha fatto, che è stato all'inventare. Lontano dalla famiglia, nessuno che va bene, rindano banche e scuola, non si fida ne sta. Ti prego marunne, la strigna dilla forte, a tutti sti guaglioni, ci sfortunate me. Cancella tu una mano, falle ritorna a casa, in te braccia mamma. Basta. E imparata. Cavolo carcerato c'è un produttore. No, no, tu, non sai quant'anni. No, tu.
È buono, ma non è buono, non è buono. Ma così sarà, lo ammettere ma non è Tu buono. sei, non sei, ma che sei? Cantavo pure. Bravo dentro! Ma che ci fa? Portaci la mascia pure luce, sai. Direttore, Signora Maria, so che ha parlato con la signora della Peruta. sì, io mi sto impegnando al massimo per far sì che questi ragazzi facciano questa nuova esperienza, è importante. La ringrazio, anche perché stiamo preparando un musical e vogliamo che questi ragazzi si esibiscono in un teatro vero. Sì. Direttore. Ciao Piro. Però devi capire che qui parliamo di ragazzi a rischio, quindi non sarò io a dare l'ultima parola, ma ovviamente ci sarà il Ministero che darà il parere favorevole o contrario, insomma. Però diretto questi guagli non garantisco io. Ok, va bene. Io mi impegnerò al massimo comunque, non si preoccupi. La ringrazio, allora mi farà sapere? Sì, grazie a lei. Grazie direttore. Buona giornata. Detenuto minorenne, non so 100 ma son 1000 e so tutto gli apparirlo, a volessero campare, detenuto minorenne e pure son conichillo. Questo è un momento molto particolare della tua vita e secondo me dovresti prenderlo come pausa di riflessione. Perché io oggi ho notato che tu sei un guaglione che tiene i sentimenti belli e comunque veramente sei una brava persona. E poi tiene una figlia che... Perché una figlia di 2 anni e 7 mesi, giusto? E quindi pensi che questa è l'unica persona che veramente ti sta aspettando. E poi ci visto per esempio che i tuoi compagni, tu in particolare, ti metti, lo fai con passione quando lavoriamo con il legno. Ma non penso per esempio, Davide, perché comunque per esempio che ti viene una volta all'anno. La cosa importante è che tu devi dare un futuro a questa bambina che ti aspetta fuori, perché è l'unica cosa che veramente ti aspetta, ti rispetta e ti va bene per tutto il resto della tua esistenza. Bene, questo vale pure per te. Non lasciamo accadere, prima capite, diciamo di vivere una vita molto più comoda, più tranquilla, Venero, perché già tu mi stai sentendo, ma dire l'occhini là che pure tu, poi domani che avrai anche il piacere di avere un figlio, come tennis, ti faccio come venite a mangiare che famiglia, vi divertite, è stato buono. Avete capito, va giù? Una bella sigaretta, hai visto corrida così, quando fai corrida così tu sei cliente Roma. Affidami, lei è una sigaretta. Ma dare un pure a te. Ecco la sigaretta. Venero, lo fuma pure tu? Sì, ma la fumo. Ma voi state trovando così merite bei? Una favola. De Luca, dimmi il futuro del verbo bere. No, per se muori ricordo. Professore, è lui che è un mostro, però solo sui personaggi della storia contemporanea. I camorristi. Oh, e chi me l'ha detto? Non la mafia all'andana. Professore, modestamente, De Luca è un esperto in sti cose. Parascandalo, me la vuoi fare tu questa coniugazione? Io berro. Ma sai, noi siamo. Io berro. Forza. Io berro. Tu berrai. Egli beverà. Noi berremo.
Voi berrete e si beverà. Beveranno. Sorella, abbiamo prima maternità, classe di cultura. Ah sì? E allora fammela tu questa coniugazione. Wow, sei tanti loro proprio. Professore, a chi il filosofo ci dovete chiedere le cose più difficili, si cosa così non ne sa. Allora, visto che siete così studiosi, adesso ci facciamo un bel tema. Forza, aprite i quaderni. Come ma potevo. E quando lo vuoi fare domani? Sì, quell'altre 2 ore, ma la classe non va alzi. Alla scandalo, noi dobbiamo scrivere un tema, non un libro. Forza, scrivete. Se potessi tornare indietro, cosa cambierei della mia vita? Professore, io facessi il cantante. Però prima devi stampare a parlare. Ricordate? Ma fa sempre le stesse cose siamo fatti. No, letto il sole. Oggi ha una bella sigaretta. No, ma che sei? Tu adoro. Lo sai che bene sigaretta, cadito? Come, ben bici? Beh, perché mi adduissi? Fanno rap, finite sigarette e fumate. A tu me, benissimo. Andiamo tuo vizio. Lasciala stare! Lasciala stare! Lasciala stare! Veda, Che succede? niente Dario. Ci ha fatto un brutto suono. Qui dentro regna disciplina ed educazione. Giovanotti, non vi fate coinvolgere gli altri ragazzi. Mi raccomando. Direttore, buongiorno. Buongiorno Barra, vedo che stamattina ci sono giovanotti nuovi. Buongiorno. Cos'è? Fammi una limonata, Luto, mi faccio fatto contenuti da pera. Quindi cazzo mo ceniamo. Non ceniamo. E poi signora Maria, vi devo confessare una cosa. Cosa, Gaeta? Io mi sono sognato Roberto. E come te lo sei sognato? Niente di meno che a Dina mi pare una pizzeria. Vorno e sforno che vogliono una continuazione. Stamattina è uscito un fringuetto e già sei venuto tu. Ti raccomando, qui non fa gruppo. Perché questi giorni che fa, ti fai in grazia di Dio e te ne vai a casa. Assiste, io spero l'ultima volta, secondo me. Io te lo auguro. T'ho avvisato. Vabbè. E ce l'ho qua fisso nella mente. Che persona era Roberto? Roberto Gaeta era un ragazzo solare, amava la vita, era altruista, era un ragazzo intelligente, poteva diventare qualcuno. Questa possibilità gli è stata tolta. Signora Maria, io l'ho tolta questa possibilità. Sono stato io a toglierla. Gaeta, sto cercando di perdonarvi. Sto cercando, Gaeta.
si faccia mettere in faccia a questi. La sta facendo esaurire a me. Ma poi, amore. Che stai cervella, eh? Ti raccomando, qui non bastava questi qua. Non l'hai detto tu. No, qua. Aiuto, tutto a posto. Credo, pare che vuoi ricevere qualcosa. Scivolino, sta dopo. Come ti chiami? Mi chiamo Luigi, da 8 anni mi chiamo Luigi. E Rosì? E Furcelli. Ti sento pappa? Abbastanza. No, perché qua l'ultima è arrivata a polizia. Vabbè. A preparare la branda, la roba tocca a te. Vittorio, Credo. si sta aiuto ai gradi. Oggi fai solo le brande. E quando una carcerata che non vuole più sbagliare, quando c'è che la porta, respira se ne va. Stanno fritti in da nuletta perché manca una coperta. In da notte e poi scarfa. Dice che la faccio poco. Sincero, boccio. Per pochi schifo, è meglio fare così. E quando una carcerata che ne pensa la libertà, 4 modi in da un mese che vanno bene a abbraccia. Passano loro rindanni, la famiglia se ne va. Sì, di nuovo, giù. Gianluca. Ciao Nedino. Ernesto. Da me. Ernesto. Cioè, Ernesto. Che c'hai di qua? Ma per andare a fumare la bascia palazzo si facendo servizi a un cliente solo a buffare di mazzate. Mazza, buffate di mazza. Non mi ha dato ospitale qui. Hai finito una sigaretta, vai giù. Come, fratello, lì. Forse. Aggiungi ma roba. Ciao, ciao. Ma che personaggio.